Gentili telespettatori, bentrovati dalla redazione di TPN Venere. E adesso parliamo della situazione politica a Portogruaro. Sentiamo il punto di vista del consigliere eletto nelle file del PDL, Gastone Mascarin. Io vedo che ci sono atteggiamenti di presa in giro e questo a me personalmente non fa piacere. Infatti avete visto che ho taciuto, noi del ramo anche del PDL, comunque rivolto di Alleanza Nazionale, abbiamo deciso volutamente di non prendere in giro nessuno, abbiamo taciuto, abbiamo atteso, però credete non ci sono margini, non ci sono impostazioni che possono portare a qualche soluzione futura. Mi perdoni, ma la presa in giro da parte di chi? Chi è che vi sta prendendo in giro? Cioè, io ragiono così, la gente giustamente fa fatica a capire, però noi politici abbiamo assunto un ruolo, ci siamo presi delle responsabilità e dobbiamo dire a loro che a volte ci sono situazioni che non si possono rimediare, non si possono sistemare. Cito San Michele a Tagliamento del centrodestra, quindi proprio per non essere fazioso, avete visto che con una maggioranza cosa è successo. Qui qualcuno vuol far passare la gestibilità di una città senza avere numeri e senza avere... Quindi lei si riferisce a Bertoncello? Ma certo, a Bertoncello e quindi di conseguenza un po' a tutta quella che è quello che è avvenuto in questo periodo ultimo. Cioè è inutile andare a far finta di poter trovare soluzioni che non hanno via d'uscita.